Ciao ragazze e ragazzi, la pupa e il secchione e viceversa. Parliamo della sfilata. Sembra che i nostri secchioni e le nostre secchione abbiano preso lezioni da Aurora, che abbiamo visto più volte partecipare anche a Take Me Out. E dopo una notte di allenamento, i nostri concorrenti sono pronti a esibirsi al Circolo per Anziani Talenti. E sarà proprio una giuria di anziani che giudicherà e voterà i secchioni e le secchione. Il primo secchione in gara è Sant'Agati, che ha cercato di essere sensuale con lo sguardo, esibizione che ha ottenuto un bell'otto. I giurati l'hanno trovato molto sexy, carino e spiritoso. Le esibizioni continuano per i nostri secchioni. Raffaello Mazzoni ha dato il meglio di se stesso. A mio avviso non si può guardare, ma come si è conciato. L'esibizione più coinvolgente è stata quella della secchiona Jenna. Sì, si è proprio trasformata, non sembrava nemmeno lei. Tanto che il suo pupo Mariano esulta divertito e sembra apprezzare molto la nostra cara secchiona, che di insegnante di matematica, di fisica e chimica non ha più niente. Vediamo la classifica. Al settimo posto abbiamo De Laurentiis e Marina. Al sesto posto Massa e Carlotta, a pari merito con Scalzi e Stefano. Al secondo posto tre pari meriti, Sant'Agati e Angelica, Mazzoni e Stella, De Benedetti e Martina. E al primo posto abbiamo Jenna e Mariano. Quindi a vincere questa divertente gara di burlesque è stata proprio la nostra sensuale Jenna, che in questo contesto di secchiona non ha proprio niente. I nostri anziani si sono divertiti tantissimo e, come affermato da loro, le nostre pupe e i nostri secchioni hanno portato un'ondata di giovinezza. Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!